Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo del circuito di Uriel, scusate che è un po' al rovescio, ma era dritto dalla mia parte, che è un circuito molto importante, collegato anche alle sfere di Saturno, collegate al karma, alla giustizia del karma. Perché questo? Perché alcune volte alcune persone partono male e poi però arrivano bene, hanno una bella vita e nel mezzo del cammin facendo si dimenticano da dove sono partiti e quindi magari, magari una famiglia che si è fatta da sola, poi a un certo punto hanno benessere, poi a un certo punto la moglie è sempre stabile, il marito è sempre stabile e uno dei due pensa di sapere più di una pagina del libro e quindi quelle persone lì non scriveranno mai dei libri in ordine, ma si costruiranno la strada che porta nel basso strada. Quindi se tu sei una persona che ha le spalle o la testa sulle spalle, sei una persona lungimirante, allora alcune volte se vedi qualcuno dei tuoi familiari, qualcuno delle persone che stanno vicino a te, che si sono allontanati dalla retta via, che fanno delle furberie e via dicendo, allora e non vuoi condividere e non vuoi che questa persona vicino a te condivida questi dispiaceri, nel senso che vuoi salvarla dal precipizio dove vedi che si sta lanciando, allora attiva questo circuito. Questo circuito ha spiegato in altre pillole come attivarlo e attivato. Questo circuito serve, è il signore del karma, è il re del karma, è il re di giustizia del karma. Però mentre fai questo lavoro, mentre fai questa operazione, il Marietto Veneziano ti consiglia anche di attivare questo circuito che è la croce cristica. La croce cristica cabalistica è praticamente stata importata da Dante in Europa con i fedeli d'amore e poi si è sviluppata nei Rosacroce e via dicendo. Quindi, per come si usa, basta che vai a cercare nel sito, nel canale del Marietto Veneziano, la pillola in cui spiego come si usa. Mi raccomando, quindi questo per riequilibrare un karma che magari è un pochettino così, no? Magari sapete, quando si è in alto bisogna sempre ricordarsi da dove si è partito. Se qualcuno si dimentica magari dalla situazione difficile da cui è partito e magari si pompa la testa o immagina di camminare sull'acqua, allora questo è ideale. Ma mentre lo aiuti, no? Allora attivati anche con la protezione della croce cristica. Questo è molto importante. E poi sempre valutare col quadrante radiostatico Bovis se il lavoro che state facendo è ideale. Se non sai usare il quadrante radiostatico Bovis, cerca nel canale vostro Marietto Veneziano come utilizzarlo. Ci sono tutte le spiegazioni semplici, ho fatto più video per questa cosa qua. Nello stesso tempo che avete attivato l'Uriel, il sigillo di Uriel, il circuito radionico di Uriel, mi raccomando, in casa e avete attivato anche questo per la vostra protezione personale del corpo eterico, attivate anche il circuito per allontanare energie negative in casa che magari si sono annidate. Alcune persone mi hanno chiesto, ma dove vanno queste energie negative? Beh, ritornano alla mandanza. Se voi siete in un periodo un po' delicato, un po' difficile, anche per voi stesse, attivate allora questo circuito. Se vedete che magari vi sta andando anche tutto storto, per volere la giustizia del karma, attivate anche questo per voi, mettete l'intento giusto, andate a vedere la pillola giusta in cui ho spiegato bene come utilizzare questo circuito. E se vedete che ci sono energie nefaste in casa, attivatelo, mettetelo in camera o sotto il letto o su una parete. L'importante è che sappiate che questo circuito scioglie, elimina, sgretola, rimanda al mittente le energie nefaste che ci sono. Quindi importante. E poi chiaramente sempre controllare col quadrante radiostesico Bovis se il lavoro che state facendo è buono. Chiaramente, sempre, come sempre detto nelle varie pillole iniziali,
controllate sempre se questo lavoro va bene per voi. Così, ecco il quadrante radiostatico. Perché ci sono tanti quadranti e circuiti radionici che fanno le stesse cose, magari sono un po' diversi, le energie e le frequenze sono diverse, anche se fanno le stesse cose. In altre parole, se io da qui voglio andare a Roma, posso prendere il treno, l'aereo, la macchina, andare a piedi, la bicicletta, la moto. Cioè praticamente arriverò sempre a Roma, sarà sempre un mezzo di locomozione, ma avrò diversi livelli di energia che mi portano da un punto a. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima.